Se il cronoprogramma sarà rispettato, il nuovo centro civico di Campodoro aprirà le porte in autunno. L'edificio, ricavato dalla riqualifica delle ex scuole, è stato oggetto di un importante intervento di adeguamento sismico e di efficientamento energetico. Al suo interno troveranno spazio la nuova biblioteca comunale e la sala consigliare, mentre il primo piano sarà destinato alla protezione civile e alle associazioni del territorio. Previsti anche ambienti dedicati alla comunità, pensati per favorire l'incontro e la partecipazione. Parliamo di un intervento da 1,3 milioni di euro, reso possibile anche grazie a un contributo regionale di 700.000 euro. Abbiamo voluto trasformare un edificio esistente in un centro civico moderno, accessibile e sicuro. Così il sindaco del capoluogo dell'Alta Padovana, che continua, non sarà soltanto la sede di alcuni servizi comunali, ma un luogo aperto alla comunità dove cultura, associazionismo e partecipazione potranno trovare una casa comune.